Ci pensavi ti sarebbe mai mancata? La campanella era proprio una frecciata, combinata alla sveglia mattutina, non legava come zucchero e farina. All'ingresso era tutto un gran vociare, ogni fatto mi faceva scioperare. Poi l'appello e alzavo allora la mano, mi immergevo in un piano cartesiano. Sì, l'appello per ricordare i nomi. Poi si parte e inizio le lezioni. Non fermarti o hai perso l'attenzione di chi pensa allo stop per colazione. Non c'è virus, non c'è limitazione che rallenti la nostra educazione, ma mi manca vederti di persona. Non c'è cosa che più mi emoziona. Forza, vestiti, è l'ora di cucina. Oggi insieme facciamo la galantina. Stai attento con quel coltello in mano, o divento un orso marsicano. Ma che stress! Istruzioni alla brigata. Colazioni, pranzi insieme, che figata. Zitti, il prof non si è ricordato del compito che aveva già fissato. Non c'è virus, non c'è limitazione che rallenti la nostra educazione, ma manca vederti di persona. Non c'è cosa che più mi emoziona. L'aula virtuale, il video amatoriale, non riesco ad ambientarmi nel delirio vissale. Scaricare non posso, il messaggio non si invia. Perderò la lezione di diritto economia. Mi sono stufato di questa condizione. Preferivo con gli amici andare insieme a lezione. Giuro che se tutto questo è un fatto di igiene, dalla doccia e dal lavaggio nulla più mi trattiene. Non c'è virus, non c'è limitazione che rallenti la nostra educazione, ma mi manca vederti di persona. Non c'è cosa che più mi emoziona. Ed allora andrà tutto bene. L'importante è rimanere insieme. Per adesso ti dico che ti penso. Solo questa